Manifestazioni in memoria ai caduti della strage di Nassiriya a Racalmuto e a Palermo. Ieri sera al via la stagione al Teatro Pirandello con il caso Tandoi, ampia la partecipazione del pubblico, stamani anche un incontro dibattito sul tema. Mini rimpasto al comune di Palma di Montechiaro, ieri sera si è discusso anche sulla legge elettorale, Rosatellum, Porcellum o altro. Il punto sulla situazione Covid in provincia del commissario Zappia, stamani i cioccolatini dell'AIRC per la ricerca sul cancro. Lanciata la raccolta firme per una legge che vieta l'uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia. Panoramica dei principali avvenimenti sportivi di domani, il Licata incontra la Cerreale, il Canicattì fuori casa il Catania, l'Acragas contro il Resuttana. A Licata la questura attua un daspo per un tifoso per un comportamento pericoloso avvenuto durante la partita dello scorso 22 maggio Licata-Giarre. E benvenuti con l'appuntamento di TVA Notizie. Apriamo oggi il telegiornale con delle manifestazioni che si sono svolte oggi a Racalmuto, la cerimonia di intitolazione ai caduti di Nassiriya della villetta comunale in via Cesare Terranova, nella ricorrenza del 19° anniversario della strage. L'attentato provocò 28 morti, di cui 19 italiani e 9 iracheni, tra cui 12 carabinieri e 5 militari dell'esercito. E oggi a Racalmuto si è svolta la cerimonia di intitolazione ai caduti di Nassiriya della villetta comunale sita in via Cesare Terranova nella ricorrenza del 19° anniversario della strage. L'attentato provocò 28 morti, di cui 19 italiani e 9 iracheni, tra cui 5 militari dell'esercito e 12 carabinieri italiani. Oggi 12 novembre 2022 ricorrono 19 anni dalla strage di Nassiriya. Il comune di Racalmuto ha voluto celebrare questo evento intitolando la villetta di via Cesare Terranova proprio ai caduti di Nassiriya. È un momento particolarmente importante dove le istituzioni militari, civili, le scuole, la Chiesa sono presenti perché questo evento debba essere ricordato e tramandato alle generazioni future. La villetta di Racalmuto quindi sarà intitolata ai caduti di Nassiriya e costituirà un simbolo per tutte quelle generazioni che vogliono ricordare l'evento e condannare tutte le stragi, tutte le torture e le barbarie che le guerre portano in atto. Un ringraziamento particolare all'amministrazione di Racalmuto e all'associazione Un Sorriso per la Vita per aver mantenuto viva la memoria di un evento che ormai risale a 19 anni fa ma che gli italiani non hanno mai dimenticato. La perdita di 17 militari ma anche di 2 civili italiani e di 9 iracheni, la cui vita fu portata via dall'esplosione di un'autobomba. Fu un momento difficilissimo, ma un momento che ci ha fatto anche ricordare quanto ci si possa sentire italiani quando intorno a quelle bare, il giorno dei funerali solenni, si riunì tutta Italia a piangere, in un gesto di fratellanza, in un gesto di patriottismo, di vicinanza a quei valori per i quali quegli uomini avevano giurato fedeltà al tricolore. Sì, oggi è una bellissima manifestazione, anzi devo fare complimenti al sindaco di Racalmuto e all'amministrazione per la bellissima iniziativa di ricordare in occasione del 19° anniversario della strage di Nassiriya i nostri valorosi soldati e carabinieri che hanno perso la vita per un ideale di pace. Sono dei momenti che devono essere sempre ricordati e quindi la nostra presenza, le istituzioni, gli uomini dello Stato ancora una volta confermano la volontà di ricordare quegli uomini che hanno dedicato la loro vita per la pace. Dopo 2 anni di duro lavoro continua il mio operato per la zona confine Fico-Fontanelle. Oggi diamo un segnale forte ai cittadini della zona, una rivalutazione, una consegna alla cittadinanza della villetta di via Cesare Terranova, una villetta priva di illuminazione e giochini ed attenzione. Oggi finalmente la denominiamo, la intitoliamo ai caduti di Nassiriya, così che le generazioni future possano avere un segno forte e soprattutto in questo periodo dove evochiamo tutti la pace, avere la possibilità di avere un punto di ritrovo che ricordi qualcuno che non c'è più per amore della patria. Un'occasione per ricordare e non dimenticare.
Questi non sono incontri di circostanza, sono momenti che dobbiamo costruire anche per condividerli soprattutto con le comunità e con i ragazzi delle scuole. L'evento di Nassiriya 19 anni fa è stato un evento devastante, il nostro paese ha pagato un prezzo altissimo, carabinieri e militari dell'esercito, oltre a due nostri concittadini che si trovavano lì per lavoro. È stato veramente un evento che ha sconvolto il paese. Io ho ricordi ancora dei funerali, ma soprattutto però è stato anche un momento in cui il paese si è ritrovato sotto la bandiera e sotto l'egida dell'Arma dei Carabinieri e delle nostre forze armate, perché anche questo è un ruolo fondamentale che i tutori dell'ordine e le forze armate svolgono anche all'esterno dei nostri confini per tutelare sempre la pace e l'armonia tra i popoli. E il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha partecipato a Palermo, a Villa Bonanno, alla cerimonia in onore dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace in occasione della giornata del ricordo. Giornata del ricordo, caduti militari e civili, il presidente della regione Schifani vicino ai familiari delle vittime siciliane, sempre nei nostri cuori. Il presidente ha partecipato a Villa Bonanno ieri a Palermo, in piazza Vittoria, alla cerimonia in onore dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace in occasione della giornata del ricordo. Nel corso della cerimonia ha anche deposto una corona d'alloro dinanzi al monumento ai caduti militari e civili realizzato dal maestro Ettore Maria Merlino in onore di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita nelle loro numerose missioni di pace condotte dall'Italia. Questi caduti rimarranno nel nostro cuore gli italiani, sono morti portando la pace e la guerra che ho visitato molte volte, ha dichiarato il presidente Schifani. In più occasioni, anche dopo la strage di Nassiriya, sono stato sempre vicino ai familiari delle nostre vittime, soprattutto quelle siciliane. Ricordiamo che la giornata di ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace è stata istituita con legge del novembre 2009 in concomitanza dell'anniversario dell'attentato di Nassiriya, in cui persero la vita ben 19 connazionali, di cui 17 militari e 2 civili. Si tratta di caduti che sono rimasti e rimarranno sempre nel cuore di tutti gli italiani. Sono morti portando la pace in zona di guerra che io ho visitato tante volte. Anche dopo Nassiriya sono stato molto vicino ai familiari delle nostre vittime, in particolar modo alle vittime siciliane. Oggi è una giornata istituzionale, una giornata dove le coscienze umane prendono la consapevolezza sempre di più di non dimenticare, perché la pace si porta anche rischiando la propria vita e questi caduti non vanno dimenticati. Nel complesso io da Presidente del Senato in 5 anni purtroppo mi sono trovato accanto al Presidente Napolitano, ad accogliere a Ciampino tante salme ed assistere alla dignità dei genitori, dei parenti di queste nostre vittime che li hanno accolti con grande senso di responsabilità, con grande compostezza. Io credo che abbiano dato una lezione di vita a tutti gli italiani. Al via la nuova stagione del Teatro Pirandello di Agrigento, un ricco cartellone proposto dai vertici della Fondazione. L'esordio ieri con il caso Tandoi, scritto da Michele Guardì, prodotto da Francesco e Virginia Bellomo, che ha registrato il tutto esaurito. Al via ieri la nuova stagione del Teatro Pirandello di Agrigento, che ha proposto un ricco cartellone dai vertici della Fondazione. L'esordio di ieri con il caso Tandoi, scritto da Michele Guardì, prodotto da Francesco e Virginia Bellomo, che ha registrato il tutto esaurito. Tanto è una coproduzione, perché è la prima coproduzione a livello nazionale tra il Teatro Pirandello e la mia società. Mi è sembrato giusto fare questa coesistenza, nel senso che il teatro è stato riconosciuto per la prima volta teatro di produzione nazionale, quindi ho messo a disposizione la mia esperienza produttiva per poter realizzare un prodotto che già si è affermato ed è stato apprezzato in alcuni dei migliori teatri italiani.
e siamo contenti di chiudere da una parte la tournée, ma con questo spettacolo iniziare la stagione 22-23 che si apre sotto i migliori auspici. Il caso Tandoi, parliamo di questo esordio ad Agrigento, nella sua città, dopo i successi di Palermo e di Roma, oggi anche debutta ad Agrigento, dove il caso è stato di sua evoluzione. Sì, con una compagnia eccellente, lo spettacolo è scritto e diretto da Michele Guardì, abbiamo Gianluca Guidi, Giuseppe Manfridi e poi Gaetano Aronica, Marcella Lattuca, quindi anche un'integrazione di artisti agrigentini. Quindi di questo siamo molto contenti, uno spettacolo che ci ha dato e siamo sicuri ci darà tantissime soddisfazioni e credo che possa essere il migliore apripista per una stagione che si preannunzia sicuramente interessante. A volo d'uccello che cartellone sarà? Ma intanto è ricco di nomi, ma oltre ad essere ricco di nomi ricordiamo Silvio Orlando, ricordiamo Alessio Boni, Elisabetta Pozzi, Veronica Pivetti, insomma è un cartellone veramente, Serra Ilmaz, Ferzan Ospet, un cartellone veramente variegato, ricco di nomi importanti ma principalmente di contenuti. Quest'anno finalmente sono riuscito a poter dare una linea e credo che questa linea possa compendiare la qualità da una parte ma anche il divertimento dall'altra, perché non dimentichiamo che lo spettacolo deve essere comunque divertimento, anche se deve presentare dei canoni di teatro che possa dare risposte anche a livello culturale e credo che questo cartellone le dia. Il gradimento del pubblico agrigentino circa gli abbonamenti come è andato? Ma rispetto allo scorso anno abbiamo raddoppiato, quindi ritengo che siamo già sulla buona strada, ma è incoraggiante il fatto per esempio che ci sia tanto sbigliettamento come abbiamo avuto modo di constatare con questo spettacolo, dove addirittura abbiamo aggiunto una terza serata che è l'obiettivo che ci prefiggiamo per l'anno prossimo. Voglio ricordare anche che quest'anno i cartelloni sono 4 perché c'è un cartellone molto importante di eventi, c'è un cartellone al ridotto del Pirandello che è il Teatro della Posta Vecchia, poi c'è un cartellone per le scuole, con un'offerta veramente variegata e di cui siamo contenti e speriamo che il riscontro che c'è questa sera possa esserci anche negli spettacoli a venire. Sindaco, al via questa sera la nuova stagione teatrale al Teatro Pirandello della Fondazione con un cartellone ricco e proprio il caso Tandoi di Guardì prodotto da Bellomo, un caso che nasce nella nostra città e che ha avuto parecchio da ridire in campo nazionale. Sì, stasera inizia la stagione teatrale 2022-2023 qui al Teatro Pirandello, un cartellone ricco, il primo evento è proprio stasera il caso Tandoi di Michele Guardì, e sì, un caso importante, un caso che ha fatto parlare tanto la stampa nazionale negli anni passati, vedremo poi come andrà a finire. Una stagione che è stata ben accetta, il cartellone considerando il pubblico che ha avuto negli abbonamenti, ma non solo, anche nello sbigliettamento. Sì, un cartellone ricchissimo, una massima affluenza e poi ci saranno anche degli eventi fuori cartellone, principalmente nel periodo natalizio. Sì, per noi è un grandissimo piacere ospitare e aprire la stagione con il caso Tandoi, con Michele Guardì che è un mattatore di casa, ma siamo altrettanto contenti perché gli agrigentini ci hanno dato fiducia e abbiamo più che raddoppiato gli abbonamenti dell'anno scorso, quindi il trend è molto positivo. Il cartellone è veramente importante, la Fondazione ha fatto grandi sforzi da questo punto di vista, però ce l'abbiamo messa tutta per offrire al nostro pubblico il massimo di quello che potevamo fare. Quindi speriamo tanto che la gente continui a seguirci perché il teatro e la cultura sono l'anima di un popolo. Grazie. Sì, ci stiamo divertendo, questa è la nostra ultima tappa, ultima ma non ultima, nel senso che è un teatro meraviglioso, questo di Agrigento, è veramente una perla rara e quindi io sono personalmente molto contenta di essere qui e molto onorata e penso che sia davvero una delle perle più belle dell'Italia questo teatro. Guardì, quando ha scritto questo spettacolo, ha pensato a una sorta di operazione verità, a restituire dignità a una storia di cui si era parlato nel modo peggiore. Nel modo sbagliato, sicuramente, sì. E Guardì attraverso il teatro, quindi attraverso lo spettacolo, è riuscito a tirar fuori delle realtà
vere, quindi un teatro reale, fatto appunto di fatti realmente accaduti, di persone realmente esistite, di tante cose che hanno comunque caratterizzato un periodo storico particolare e una località del sud come quella di Agrigento, appunto. Ecco, il fatto di poter interpretare questi personaggi qui nella città dove la storia è nata è una cosa molto particolare, la sento molto, devo dire la verità. Sì. Dicevamo prima un ritorno al Teatro Pirandello, che effetto fa essere qui? È sempre bellissimo, io sono stata qui nel 2017 se non erro con il Beretto a Sonagli di Pirandello, appunto, in cui interpretavo Nina, quindi la moglie di Gianfranco Iannuzzo interpretava il protagonista, e ritorno con tanta gioia in questo teatro, sempre, è veramente bellissimo. È uno spettacolo molto interessante, una storia estremamente, come dire, che affascina, perché è un fatto vero che è successo, e quindi ed è ben congegnato il susseguirsi delle azioni, no? Sceniche. Tu sei Michele Guardì, in pratica? Praticamente sì, io sono Michele Guardì, esatto. Ti trovi a tuo agio in questo personaggio? Ma oddio, sì, è diventato un po' Gianluca Guidi, adesso non è più Michele Guardì, però certamente sì, il ruolo è quello lì, l'autore che scrive una commedia su questo caso Tandoi e risveglia i suoi personaggi. Ecco, l'autore voleva restituire dignità e anche verità a una storia di cui si è parlato tanto, però ancora oggi forse non è stata fatta del tutto chiarezza, molti non ricordano la vicenda. Ecco, questa operazione secondo te è riuscita? Ma a mio avviso sì, assolutamente, a mio avviso sì, e te lo ripeto, il fatto è assolutamente interessante, cioè da seguire, ma anche da leggere, è un caso tra l'altro che non conoscevo, per cui è appassionante anche documentarsi, no? Sulla cosa. Certo, però diciamo che potrebbe essere anche una fiction, che non toglierebbe niente a nessuno, insomma. Allora, diciamo questo quindi... Guardì è diventato più Guidi, o Guidi è diventato più Guardì, come... Lui è un Guidi che interpreta il ruolo di un autore che lontanamente si richiama Guardì. Questa operazione verità sta funzionando? Restituiamo dignità a una vicenda che ne va a giudicare dai risultati e dalle critiche pare di sì. Con l'emozione stasera di giocare in casa, possiamo dire? Beh, diciamo il piacere, l'emozione, insomma, a questa età e dopo tante cose, più che l'emozione è la gioia di giocare in casa, peraltro con artisti di questo calibro che mi stanno dando delle grandi soddisfazioni. E stamani sempre al Teatro Pirandello un interessante incontro dibattito dal tema Il caso Tandoi, una città allo specchio. Presenti il presidente emerito Salvatore Cardinale, lo scrittore Matteo Collura, Michele Guardì. L'evento è stato coordinato dal giornalista RAI Giovanni Taglialavoro, che ha visto anche la partecipazione di studenti degli istituti superiori agrigentini. Noi eravamo sul posto. Presidente, una corso di aggiornamento, oggi si parla del caso Tandoi, giornalisti e avvocati insieme, ecco il suo punto di vista. Ieri sera c'è stato un grande exploit, una grande affluenza, tantissimi erano gli avvocati presenti, ecco anche una sua riflessione in merito. Credo che sia un'iniziativa senz'altro meritevole di elogio il fatto che oggi riviviamo in quell'episodio che ha formato oggetto dell'opera teatrale di Michele Guardì. Come ho detto in altre occasioni, fu un momento particolare per la città di Agrigento, che si trovò al centro di un clamore non gradito e non gradevole. Questo però consentì alla città, o almeno ad una parte di essa, di riflettere su certi momenti, su certi aspetti della vita cittadina e di rimediare a ciò che prima non si era fatto. Beh, diciamo una grande soddisfazione, perché avere uno spettacolo nella città che è stata protagonista della vicenda e avere il riscontro che abbiamo avuto dà una grande soddisfazione. Devo dire sinceramente che io mi aspettavo un risultato positivo, però non di questo genere, quindi sono particolarmente grato ai miei concittadini per l'accoglienza che hanno riservato a un lavoro e devo dire a una compagnia di attori tutti straordinariamente bravi che mi hanno onorato di un'interpretazione forte di un testo che io ho scritto
con tanto affetto, con tanta attenzione e con tanta cura. Giovanni Taglialavoro oggi a mediare su questo interessante approfondimento, questo corso di aggiornamento sul caso Tandoi che ha visto ieri sera un grande successo. Il caso Tandoi è un'opera teatrale, ma è anche un modo per riflettere sulla storia di Agrigento. È una data importante, il 30 marzo del 60, scopriamo una città violenta, una città in cui ceto politico, ceto amministrativo statale è colluso con la mafia, e scopriamo anche dei magistrati che non sono molto lucidi nelle loro indagini. L'altra data importante è il 19 luglio del 66, il giorno della frana. Da queste due date credo che noi possiamo trarre degli insegnamenti per il presente. Allora l'opera di Michele Guardia ha questa grande importanza anche politica e sociale e culturale, oltre che artistica, di farci riflettere su alcuni nodi fondamentali del nostro presente. Bene, passiamo ora alle notizie sulla politica. Un mini rimpasto ieri a Palma di Montechiaro dal sindaco Castellino al fine di rilanciare l'azione amministrativa della città del Gattopardo. Intervista al sindaco e ai neoassessori. Mini rimpasto del sindaco Castellino di Palma di Montechiaro al fine di un rilancio attivo e fattivo dell'azione amministrativa del comune della città del Gattopardo. Siamo partiti con la giunta che avevamo proposto agli elettori, al nostro popolo. E con quella giunta abbiamo iniziato questa nuova avventura amministrativa. Superate le elezioni regionali e nazionali, si è ritenuto, nonostante la mia sia una coalizione civica che vada dalla sinistra al centro e alla destra, quindi con sensibilità diverse, abbiamo deciso di dare un riassetto all'organo esecutivo. Ovviamente chiunque entra a far parte di questo progetto non esce in nessun modo, ma continua a portare avanti le proprie battaglie. È sempre stato così in questi quasi 6 anni e continuerà a essere così, grazie a una maggioranza sempre coesa, a un sostegno molto forte da parte del Consiglio Comunale, a un insieme di collaboratori che costantemente aiutano l'amministrazione e a degli assessori che fanno di tutto per servire la nostra comunità. Sono usciti dall'esecutivo l'assessore Bracco, il dottore Bracco, e l'assessore Incardona. Incardona continuerà a servire questa comunità come consigliere comunale. L'assessore Bracco porterà invece il suo bagaglio di esperienze in programmazione europea e tutto il suo importante curriculum come consulente, come esperto del sindaco, in particolare per il progetto Urbact. Entrano in giunta 2 donne, Lucia Vitanza, che è già stata consigliere comunale, è già stata mio assessore nella precedente esperienza amministrativa e che adesso ritorna a far parte dell'esecutivo. Ha già servito egregiamente questo paese e siamo certi che farà ancora di più in questa nuova esperienza amministrativa. Il volto nuovo è il nuovo vice sindaco Antonella Lovasco, che ha già dato importante prova di sé e che mi sostituisce egregiamente dove io non riesco a poter partecipare, ma già nelle sue deleghe ha dato prova di sensibilità enorme nei confronti della città e di voglia di servire questo paese. Così come anche gli assessori riconfermati, li ringrazio uno a uno, da Lillo Lauricella all'assessore Bellanti all'assessore Di Rosa, perché costantemente operano a fianco al sindaco nel servire questa comunità. Un ringraziamento particolare, dicevo, al Presidente del Consiglio e al Consiglio tutto, alla mia maggioranza in particolare, che grosso modo coincide con l'intero Consiglio Comunale, e ai dipendenti comunali che sono la vera forza e coloro che ci consentono di raggiungere questi importanti traguardi. Sì, sicuramente ho avuto modo di constatare, essendomi insegnata il 19 settembre, come il sindaco Castellino dimostra e continua a dimostrare l'amore e l'impegno che ha nei confronti del suo paese. Io naturalmente, conscia della responsabilità e del ruolo di vice sindaco, assicurerò tutto il mio impegno continuando a lavorare con costruttività, correttezza e soprattutto senso di grande responsabilità per il dovere nei confronti soprattutto dei cittadini, per il bene esclusivo, attivando politiche di welfare, di riuscire comunque a concretizzare quali sono le reali difficoltà dei cittadini attraverso
attraverso azioni che possono eliminare situazioni di povertà, promuovere l'uguaglianza. Poi del resto come docente promuovo ogni giorno valori quali dignità, rispetto e collaborazione, quindi tutti questi sono principi e valori che continuerò a promuovere anche all'interno di questa amministrazione, consapevole del resto che per raggiungere degli ottimi risultati ci debba essere una convergenza di intenti, cosa che è costato ogni giorno all'interno di questa amministrazione che lavora sempre con impegno solo e esclusivamente nell'interesse della nostra città. Sì, il nuovo ritorno in giunta, ringrazio sempre il sindaco Stefano Castellino per avermi dato di nuovo questa possibilità e per la fiducia che è stata esposta nei miei confronti. Ringrazio il gruppo Nuova Palma per aver acconsentito anche al nuovo rientro di quello che ho già fatto nell'anno precedente e spero di essere di nuovo esaustiva nei confronti della città di Palma di Montechiaro. Ringrazio tutti comunque nuovamente. E sempre in tema di politica si è svolto ieri presso il circolo Empedocleo di Agrigento un partecipato incontro dibattito sulla legge elettorale. Porcellum sta a Rosatellum come Caligola sta al suo cavallo. Le interviste ai protagonisti. Paolo Cilona, ideatore di questo convegno sulle forme elettorali, necessita una riforma urgente, prima è Porcellum, ora è Rosatellum, insomma abbiamo visto che non è un sistema particolarmente interessante questo sistema di voto, da qui l'esigenza sua di organizzare oggi questo dibattito. Beh, diciamo che partiamo dal primo articolo della Costituzione dove viene sottolineato che il popolo è sovrano. In questo caso non è più il popolo sovrano, ma sono i partiti sovrani che scelgono i loro candidati, i loro amici, i loro compagni in modo così facile e che il povero cittadino elettore deve andare lì ad essere soltanto non un protagonista ma soltanto uno spettatore dei giochi fatti, per cui già si sa chi sarà il deputato e chi sarà il senatore. Noi vogliamo subito mettere il problema della legge elettorale tra gli impegni improrogabili da parte del popolo, cioè attraverso la raccolta delle firme perché ci sia una legge nella quale tutti possono concorrere nella scelta del proprio candidato attraverso il voto di preferenza. Non si capisce perché, è vero, prima c'erano i partiti, oggi ci sono i partiti sotto il padrone, i partiti secondo una certa egida. Noi vogliamo invece una democrazia partecipata da parte di tutti, nel senso che ognuno concorre secondo la sua convinzione e secondo la sua prospezione, perché sia così. Oggi come oggi ci sono candidati eletti fuori dal territorio, non conoscono il territorio, parlano del territorio senza averlo mai visto, come quella che diceva sono stata a Marsala dove io da bambina ho fatto a sciare. Quindi questo significa una democrazia malata e noi la democrazia malata bisogna metterla da parte per ridare vigoria e forza al popolo sovrano. Un incontro oggi per discutere sui sistemi elettorali organizzato qui al circolo Empedocleo. Sì, è un incontro importante. Innanzitutto per una cosa, parliamo di sistemi elettorali non alla vigilia di una elezione. Ormai siamo abituati a parlare di sistemi elettorali, di riforma, di cambiamento di questo sistema elettorale che non fa, ma lo facciamo sempre, lo si fa, alla vigilia di una elezione e questo è estremamente sbagliato. Quello di stasera è importantissimo perché lo facciamo, questo incontro, all'indomani di un'elezione laddove le critiche sul sistema elettorale vigente piovono da ogni e qualsiasi parte, e specialmente dai diretti interessati. Da Agrigento noi cercheremo di far partire iniziative attraverso la consapevolezza prima, quindi capire e agire dopo. Questo sistema elettorale credo che non piaccia a nessuno e da lì bisogna ripartire per fare un sistema elettorale che possa ricoinvolgere la partecipazione di tutti i cittadini, che possa rivivificare e quindi superare
la fragilità della nostra democrazia e quindi l'obiettivo è rendere una partecipazione compiuta da parte di tutto il popolo sovrano e soprattutto di rendere più forte la nostra democrazia. Ecco, il suo contributo a questo dibattito oggi sui vari sistemi elettorali, ne abbiamo visti tanti in Italia, Rosatellum e Porcellum, ma si sente il bisogno forse di una nuova legge elettorale che sia anche più rappresentativa del territorio? Sì, senza dubbio, perché tra l'altro noi siamo in presenza di una legge elettorale che molti avevano pensato di dover cambiare a fine legislatura e poi secondo me per ragioni di convenienza non è stato cambiato. Perché? Che questa legge elettorale con la quale siamo andati a votare anche nelle ultime elezioni prevede il voto di lista bloccato, cioè significa che praticamente le candidature e gli eletti poi vengono direttamente scelti dalle segreterie dei partiti, quindi espropriando il cittadino di quella scelta che dovrebbe essergli invece affidata. Ecco, per esempio su questa base io insieme ad altri a livello nazionale, trasversalmente tra l'altro, con vari colori, varie provenienze politiche, proprio per una ragione pensiamo di correttezza e per riportare il cittadino al centro della scelta elettorale, abbiamo pensato di lanciare una petizione, cioè nel senso che stiamo raccogliendo le firme ed è sui vari siti, può essere trovato, questa è la petizione per una legge elettorale proporzionale che preveda il voto di preferenza, quindi riportando e restituendo al cittadino la centralità della scelta e dell'eletto. Ecco, questo tema secondo me per ora diventa il tema fondamentale. Se vogliamo recuperare anche il rapporto del cittadino e riportarlo al voto, per farlo sentire davvero partecipe e protagonista di una scelta politica che poi si svilupperà poi con la formazione del governo, eccetera. Fino a quando il cittadino rimarrà esautorato, molti hanno pensato infatti di allontanarsi anche dal momento del voto e quindi per questo a questo forse anche si deve molto l'astensione che abbiamo avuto anche nell'ultimo tempo. Ecco, in questi giorni col nuovo governo Meloni di centrodestra si sta parlando tanto di presidenzialismo. Sì. Ecco, chiaramente un nuovo modo totale di concepire la guida politica della nazione. Questa è una legittima attenzione, io non appartengo a quelle persone, uomini politici o uomini della società civile che ragiona in maniera pregiudiziale, cioè se lo dice la destra o lo dice la Meloni non va bene, io non ragiono in questo modo. È un'idea, tra l'altro la Meloni stessa non ha disegnato, sebbene ci sia una proposta di legge già da tempo nelle scorse legislature a sua firma su una specie di semipresidenzialismo, ma lei ha detto anche nelle battute diciamo, di replica anche al Senato in occasione della fiducia, ha spiegato che lei intende lanciare questa idea di modificare la forma di governo da forma di governo parlamentare in cui c'è il rapporto di fiducia, quella che noi abbiamo attualmente, abbiamo sempre avuto, in una forma presidenziale. Poi lei stessa ha detto quale potrebbe essere la forma, questo poi lo lasciamo aperto al dibattito e alle opinioni e agli apporti o alle idee di ognuno, di destra, di sinistra, di centro. Quindi si tratta di un tema importante perché cambierebbe certamente la forma di governo e già nel panorama tra le forze politiche già noi ci accorgiamo che esistono varie idee di presidenzialismo, perché non esiste un'unica forma di presidenzialismo, ma ce ne sono varie. Passiamo la linea alla regia per la pubblicità. Passiamo ora alle notizie sulla nostra salute. È stabile la situazione in merito ai casi Covid-19 nel nostro territorio.
Il commissario Zappia ci comunica le intenzioni sull'ospedale di Ribera, fare un punto post-Covid, mantenere sempre la massima allerta in vista della stagione invernale. E a Palermo è stata inviata già la richiesta dell'ospedale Crispino e restituire il reparto medicina al territorio limitrofo. Sentiamo lo stesso commissario Zappia. Appuntamento dell'11 novembre con l'aggiornamento sulla situazione pandemica nella nostra provincia. Non posso far altro che ribadire i concetti che abbiamo detto la volta scorsa e comunque adesso le volte scorse, perché i numeri sostanzialmente sono sovrapponibili settimana in settimana. Ovviamente questo è un dato positivo perché con i ricoveri noi non siamo arrivati oltre i 10, in questo momento ne abbiamo 8, di cui 7 in medicina e 1 in rianimazione. Abbiamo avuto punte di 10, però sono sempre numeri che ci fanno stare tranquilli, quindi vi ricordate che la forbice era 8-12 come massimo, quindi possiamo in questo momento procedere con, vi avevo detto la volta scorsa, la rifunzionalizzazione dell'ospedale di Ribera. Vi avevo già anticipato la volta scorsa che stiamo pensando a tutto quello che va fatto per il post-Covid e quindi vorremmo attivarci. Non toglieremo assolutamente i 2 reparti Covid come predisposizione, perché non vorremmo che con l'avvento dell'autunno, non l'autunno dal calendario, ma l'autunno meteorologico, cioè con l'abbassarsi delle temperature ci sia qualche altro picco, quindi vorremmo essere prudenti e mantenere una organizzazione, una struttura per i Covid, però non possiamo esimerci dal fatto che lì c'è una popolazione, sia Ribera che tutti i paesi della montagna che gravita attorno a Ribera, che aspetta da un po' che ci siano dei segnali. E io vi dico che già lunedì scorso abbiamo inviato a Palermo la richiesta della riconversione del pronto soccorso da Covid a no Covid, quindi il primo passo è stato fatto e in contemporanea vorremmo restituire la medicina no Covid alla popolazione, quindi la medicina di Ribera. Tutto questo non fa altro che alleggerire l'ospedale di Sciacca, quindi vorremmo ridurre quella che è la pressione sul pronto soccorso di Sciacca e sulla medicina. Però nello stesso tempo vorremmo fare in modo che l'ospedale di Ribera abbia una sua consistenza, così come l'abbiamo pensato e come è stato dall'assessore predisposto con la circolare che ricordate del 2021, che ci dava la possibilità di fare malattie infettive, pneumologia e altro. Quindi questa settimana ci concentreremo sulla pneumologia per fare in modo di reclutare il personale. Penso che ci siano anche dei colleghi della zona che potrebbero essere disponibili, quindi diventa un discorso importante perché, come ho detto a Canicattì, la fortuna di quell'ospedale è il fatto che loro hanno tanti canicattinesi o comunque gente del luogo che vuole bene a quell'ospedale. Io vorrei che per ognuna delle nostre realtà ci fossero delle persone del luogo che scommettessero sul proprio ospedale e ci sono queste condizioni, quindi già da settimana prossima procederemo con l'avvio, per risolverle in poco tempo, dell'arruolamento di pneumologi e quindi infettivologia, pneumologia, incontrerò il professore Scichilone, iniziamo a pensare anche a Ribera, all'ospedale che verrà subito dopo il Covid. Mi sembra una notizia importante, ovviamente è un po' più importante di quello che è il Covid in questo momento, che però va detto perché continuiamo a mantenere un controllo della situazione e continuiamo anche a fare in modo a far capire alle persone che se dovesse esserci una nuova emergenza noi non abbiamo smantellato tutto, perché mi sembrerebbe imprudente. Quindi anche il numero di vaccinazione non ve lo dico più perché mi viene da piangere, e il numero dei positivi rimane sempre quel quarto, quindi il 25-23-25%, che però non è significativo perché tanti neanche si dichiarano. E allora ci concentriamo in questi appuntamenti su notizie importanti, per esempio l'ospedale di Ribera ne abbiamo già parlato e comunque non vorrei limitarmi a Ribera perché nello stesso tempo stiamo lavorando anche per l'ospedale di Sciacca, per una serie di interventi sia strutturali che tecnologici e per tutti gli altri ospedali. Man mano vi racconterò altre cose degli altri ospedali. Però vorrei focalizzare un po' la vostra attenzione su una cosa importantissima. Noi abbiamo avuto lunedì e martedì un convegno che ci ha fatto riflettere sugli incidenti domestici e stradali. È una cosa molto importante. La prevenzione di questi incidenti, di cui quasi nessuno sa il numero effettivo, è una cosa fondamentale. La prevenzione si fa soprattutto intanto con l'informazione, per portare a conoscenza le persone del problema, dell'entità del problema e poi di tutto quello che va fatto. Vorremmo continuare con
questa settimana che viene, con le infezioni sessualmente trasmesse, che sono un argomento fondamentale per tutti i nostri giovani, che comunque devo dire sono abbastanza istruiti in tutto questo, perché purtroppo rimarcato, fanno un'autoformazione. Quindi noi come strutture pubbliche abbiamo il dovere di dare il nostro contributo. Quindi ci saranno 2 giornate per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse, con un corso di formazione dell'ASP presso l'aula formazione della cittadella di Agrigento. E in merito all'ospedale di Ribera interviene l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, affermando l'ASP mantenga gli impegni assunti per migliorare i servizi sanitari. Ritengo necessario e urgente che il commissario dell'ASP di Agrigento mantenga gli impegni assunti nei mesi scorsi al fine di migliorare i servizi sanitari negli ospedali di Sciacca e di Ribera. Non si può continuare con la situazione attuale che vede reparti sguarniti o inesistenti. A dichiararlo è l'onorevole di Forza Italia e sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo, presidente uscente della commissione Salute e l'Ars. Per quanto riguarda il pronto soccorso di Ribera, aggiunge La Rocca Ruvolo, era stata promessa la riapertura a luglio per i codici gialli e verdi, ma ancora è chiuso. L'impegno deve essere quello di riaprirlo a pieno regime e su questo, continua il parlamentare di Forza Italia, confrontarsi con il governo nazionale, così come lo si deve fare per riconoscimento di zona disagiata. In questi anni l'ospedale di Ribera, considerato di fatto già chiuso, è stato mantenuto aperto e potenziato in termini infrastrutturali con oltre 10 milioni di euro di investimenti per l'adeguamento dei reparti e l'acquisto di nuove tecnologie sanitarie. Ora che il Covid ha allentato la presa, continua il parlamentare l'onorevole Rocca Ruvolo, in termini di ricoveri ospedalieri occorrerà lavorare celermente al piano di rifunzionalizzazione già varato, attivando i reparti al fine di offrire un'adeguata assistenza sanitaria ai cittadini di un vasto territorio che comprende Ribera e i paesi del circondario. E sempre in merito alla salute, tornano in piazza i cioccolatini dell'AIRC, Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, tradizionale appuntamento di ogni anno nel mese di novembre che vede impegnati i volontari della Fondazione nel sensibilizzare e informare i cittadini sul tema della ricerca sul cancro e nella raccolta fondi. Stamani ad Agrigento 2 le piazze interessate, una a Villa Bonfiglio e l'altra in piazzale Ugo La Malfa. Noi ci siamo recati sul posto. Oggi qui a Piazzale Ugo La Malfa, ma anche a Villa Bonfiglio, state raccogliendo come AIRC, Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, dei fondi. Ecco, in maniera particolare oggi si raccoglie cosa, dottore Di Betta? Allora, oggi è una giornata importante perché i cioccolatini della ricerca vengono offerti in cambio di un sostegno economico di 10 euro e la finalità è sostenere la ricerca scientifica per sconfiggere il cancro e per rendere sempre più curabile il cancro. La ricerca è fondamentale e l'apertura verso nuovi traguardi di conoscenza per poter rendere il cancro sempre più curabile. Quindi questa è una giornata in cui tutti i volontari in tutte le piazze, in tantissime piazze d'Italia e anche ad Agrigento, qui a Piazzale Ugo La Malfa ma anche alla Villa Bonfiglio, i volontari della nostra associazione, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, sono a disposizione per questa donazione in cambio di una scatola di ottimi cioccolatini. Ecco, suo punto di vista, anche lei è un medico, a che punto siamo con la ricerca sul cancro? Si stanno facendo passi avanti, insomma qual è la situazione attualmente? C'è un miglioramento nelle cure? Sì, è nei fatti che sono stati raggiunti traguardi una volta impensabili. Purtroppo il cancro tocca dolorosamente le nostre famiglie, i nostri familiari, ma sono stati fatti dei passi avanti notevoli. Oggi abbiamo la possibilità, attraverso la prevenzione, di arrivare prima alla diagnosi e poter trattare il cancro in un momento in cui è più aggredibile.
Poi ci sono risultati straordinari, ne dico uno per tutti. Il cancro della mammella oggi ha percentuali di guarigione che superano l'85% e non è poco. Voglio anche dire che purtroppo ogni anno in Italia abbiamo un numero di nuovi casi che è di almeno 3.000 nuovi casi ogni anno. Questo deve essere tenuto ben presente e attraverso i ricercatori, i giovani ricercatori, ma anche quelli di più consolidata esperienza, hanno necessità di questo sostegno finanziario, economico che l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro può erogare a sostegno proprio della ricerca. E la ricerca è logica e guarda al domani per sempre nuove conoscenze e ripeto, pur essendo una piaga dolorosissima, però oggi attraverso la prevenzione, attraverso gli screening e attraverso l'osservanza di tutte quelle dei modi, degli stili di vita, è possibile veramente ridurre notevolmente l'incidenza del cancro. Voglio dire una cosa molto banale, ma no al fumo, no all'alcol. L'alcol, un bicchiere di vino al giorno forse non ha mai ucciso nessuno, però i superalcolici e l'alcol in grandi quantità possono fare molto male, favoriscono l'insorgenza dei tumori. Poi uno stile di vita con una buona alimentazione, la nostra vecchia e buona dieta mediterranea e infine bisogna muoversi, bisogna camminare, fare attività sportiva, tutto questo abbatte, questi buoni stili di vita abbattono di almeno il 40% la possibilità che arrivi il cancro. Purtroppo poi i dati sono che una persona di sesso maschile su 2 può essere attaccata dal cancro e una persona di sesso femminile su 3 può essere attaccata dal cancro. E stamani tradizionale appuntamento con il mercatino della Coldiretti in piazzale Ugo La Malfa, denominato Campagne Mica. Oggi anche la raccolta delle firme per proporre una legge che vieta la produzione, l'uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia, sia al cibo naturale, no al cibo sintetico. Ci siamo recati in piazzale Ugo La Malfa e abbiamo realizzato queste interviste con il responsabile. Ecco, qui la Coldiretti con Campagna Mica, siamo in piazzale Ugo La Malfa, ogni sabato organizza un mercato per la gente con diversi prodotti a chilometri zero. Ecco, ci parli di questa iniziativa? Sì, come ogni sabato vendiamo direttamente dal produttore al consumatore prodotti di alta qualità, prodotti buoni, genuini, convenienti a chilometri zero. Abbiamo una buona affluenza di clienti che ormai ogni sabato vengono. Ecco, le aziende da dove vengono? Le aziende sono tutte dalla zona, qualcuna viene da Santa Margherita Belice, qualcuna da Caltanissetta, Valle d'Olmo e Agrigento. Quindi chiaramente tutti i prodotti biologici dell'agricoltura freschi, no? Oltre ai prodotti biologici e prodotti sicuri, ma anche qualche prodotto convenzionale, però prodotto garantito, prodotto di alta qualità. Ecco, oggi insieme a questa iniziativa ci sarà un'altra iniziativa che Coldiretti fa, ecco, ce lo illustri? Oggi l'iniziativa molto importante è quella dello stop al cibo sintetico, perché le multinazionali vogliono creare il cibo sintetico in laboratorio con i bioreattori e questo non lo possiamo assolutissimamente permettere perché sarebbe la fine dell'agricoltura in generale. Quindi cosa deve fare un cittadino? Un cittadino deve venire a firmare semplicemente la petizione contro lo stop al cibo sintetico e cibo fatto in laboratorio. Ecco, oggi questo è possibile in piazzale Ugo La Malfa solo oggi oppure continuerà la campagna? La campagna continuerà anche al villaggio Coldiretti che ci stiamo apprestando a preparare il 2, 3, 4 dicembre a Palermo, che invito tutti a venire a visitare, dove ci saranno le migliori aziende di tutta Italia Coldiretti.
Ecco, come responsabile della Coldiretti chiaramente voi siete il termometro delle aziende agricole, come stanno vivendo questo momento di grande difficoltà, mi riferisco in particolare ai consumi di energia elettrica che aumentano giorno dopo giorno. Ecco, voi cosa cercate di fare? Qual è il polso della situazione al mercato? Il polso della situazione con grande difficoltà, le aziende stanno cercando di andare avanti e con tutte le difficoltà nell'energia, nel caro carburante principalmente, nel caro anche concimi, e stanno cercando insomma di fronteggiare queste iniziative. La Coldiretti si sta impegnando con tutte le proprie forze a cercare di contenere e a bloccare questi prezzi che sono assurdi. Ecco, siete soddisfatti dei primi provvedimenti del governo? Il nuovo governo si è insediato da poco, capiamo, sta lavorando, diamo il tempo di lavorare e vediamo quello che andrà avanti, però è un governo che già ascolta principalmente le problematiche che la Coldiretti va a rappresentare. Ascoltiamo qui una signora, se ci dice che cosa siamo offre. Siamo di Pietraperzia, l'azienda, e siamo produttori di tè verde, sono esclusivi sulle nostre zone. E poi siamo pure produttori di funghi, abbiamo il fungo cardongello che è molto richiesto, e anche stiamo iniziando con il Pleurotus, che è l'inizio, i primi 2 anni. Ecco, però avete anche altre cose. Abbiamo molta roba selvatica e più produciamo anche legumi, arance, un po' Ti conviene venire a comprare qui al mercato di Campagna Amica? Certo che conviene, perché abbiamo roba fresca e genuina, e raccolto tutta da ieri sera, ieri pomeriggio. Non dico tanto, ma almeno solo per provare la roba genuina. Si parla tanto di questo aumento di prezzi, stiamo vedendo, ecco, invece voi come... Noi i prezzi abbiamo ancora i prezzi dell'anno scorso. Noi questo fungo qua, ad esempio, per fare un esempio, questo qua lo vendevamo 12 euro, anche oggi è lo stesso prezzo, però a noi i costi del prodotto sono di più, però non abbiamo aumentato. Passiamo ora alle notizie sportive. Per il campionato di calcio della Serie D Girone I, che vede impegnati 2 squadre dell'Agrigentino, il Canicattì e l'Licata, che giocheranno rispettivamente il Canicattì contro il Forte Catania in testa alla classifica fuori casa e il Licata Calcio in casa contro la Cerreale. Insomma, 2 derby siciliani tra 2 squadre catanesi e agrigentine. Per il campionato di calcio della Serie D Girone I, che vede impegnati 2 squadre dell'Agrigentino, il Canicattì e il Licata, che giocheranno rispettivamente il Canicattì contro il Forte Catania in testa alla classifica fuori casa e il Licata Calcio in casa contro la Cerreale. Insomma, 2 derby siciliani tra 2 squadre catanesi e agrigentine. Sentiamo in merito i responsabili del Licata Calcio. Mister, intanto un commento sul pareggio di Lamezia Terme. Positivo, partita giocata bene, abbiamo fatto una grande prestazione contro una grande squadra, abbiamo ottenuto un pari più che meritato. Adesso arriva la Cireale, è una bella sfida, una sfida affascinante. Come sta la squadra? La squadra sta bene, chiaramente il risultato positivo alla Lamezia ci ha dato molta fiducia, molta consapevolezza di quello che siamo, ma già anche lo sapevamo anche prima. Affrontiamo una squadra forte, una squadra che, anche se i risultati in questo momento e la classifica non rispecchia il valore che ha la Cireale, però è una squadra importante, con un club importante, tifoseria importante, e noi dobbiamo cercare di fare il massimo domenica per cercare di ottenere una vittoria che ci potrebbe rilanciare in classifica e avere ancora molto entusiasmo. Quale sarà la chiave di questa partita? Le chiave sono sempre partite tirate, partite da derby. In questo campionato è un campionato molto difficile, dove non c'è una superiorità da parte di una squadra nei confronti dell'altro. Forse solo il Catania ha questa possibilità, e abbiamo visto anche a Cittanova ha pareggiato, per cui un campionato molto equilibrato e chi ha più determinazione, chi ha più fame e più voglia di vincere arriva al risultato. Sicura l'assenza di Minacori, che deve contare ancora 2 delle 3 giornate che gli sono state inflitte?
Sì, abbiamo ancora assente Minacori, per fortuna poi tutti gli altri sono a disposizione. Cercheremo di mettere dentro la formazione migliore, gli uomini migliori che stanno meglio e, come vi ho detto prima, sperare di fare un risultato importante. Direttore, dopo 10 giornate si può fare già un mini bilancio. Domenica, tra l'altro, 11ª giornata, arriva al Dino Liotta la Cireale, una sfida davvero affascinante. Il bilancio è, penso, sufficientemente positivo. Noi dobbiamo avere sempre ben chiaro qual è l'obiettivo della società, che è quello di una tranquilla salvezza e con una rosa molto giovane. Ecco, io penso che bisogna dare merito a questi ragazzi che nonostante la giovane età, stanno dimostrando grande impegno e penso che abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo seminato. Però credo che la strada sia quella giusta e chiaramente abbiamo avuto qualche battuta a vuoto, però ci sta nell'arco di un campionato. Non abbiamo però mai perso la fiducia nei nostri mezzi, abbiamo sempre cercato di giocare a calcio, che è la nostra caratteristica fondamentale, però è chiaro che il campionato è molto difficile, è equilibrato e quindi dobbiamo stare sempre molto in guardia, sempre molto concentrati, quello che dico io sempre ai ragazzi. A cominciare da domenica, dove avremo un derby molto sentito contro, secondo me, una ottima squadra, e ci vorrà sicuramente grande impegno, grande applicazione per venire a capo domenica della Cireale. Ce la metteremo tutta come al nostro solito, come abbiamo fatto domenica alla Lamezia, dove i ragazzi hanno fatto una prestazione secondo me tra le migliori dell'intero campionato fin qui disputato, perché avevamo di fronte una grande squadra e credo che siamo usciti a testa alta e con merito abbiamo ottenuto un punto. E con campionato abbiamo visto che ogni partita fa storia a sé. Faccio l'esempio del Catania, che ha pareggiato 0-0 a Cittanova, un campo dove Licata aveva vinto 4-0. Sì, il campionato è equilibrato, io penso, l'ho sempre detto, al di là del Trapani, Lamezia e Catania, ovviamente ogni domenica può uscire qualsiasi risultato in qualsiasi scontro che c'è, e quindi bisogna avere costanza, bisogna avere la testa sulle spalle, bisogna avere sempre la giusta determinazione, la giusta concentrazione, ma non la domenica, ma come dico sempre ai ragazzi, durante tutta la settimana, soprattutto noi che abbiamo una rosa molto giovane e quindi l'applicazione deve essere sempre massimale. E nella giornata del 10 novembre il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata è eseguito a carico di LG, queste le iniziali, Licatese, classe 1924, l'ordinanza del GIP del Tribunale di Agrigento di convalida del provvedimento d'ASPO, divieto di accedere alle manifestazioni sportive, emesso dal questore della provincia di Agrigento, Rosa Maria Eraci, il servizio. Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata, eseguito a carico di LG, queste le iniziali di Licata dell'84, l'ordinanza del GIP del Tribunale di Agrigento di convalida del provvedimento cosiddetto DASPO, divieto di accedere alle manifestazioni sportive, emesso dal questore della provincia di Agrigento, Rosa Maria Eraci, nel corso dell'incontro sportivo avvenuto tra le squadre del Licata contro il Giarre, valevole per il campionato dilettanti di Serie D, avvenuto presso lo stadio comunale Liotta in data 22 maggio 22, il predetto si era reso protagonista di una condotta considerata pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, il predetto sostenitore della locale compagine sportiva del Licata, che stava assistendo alla gara in argomento nel settore dello stadio destinato alla tifoseria organizzata cosiddetta Ultras, dapprima si poneva nella parte sommitale dell'alta recinzione metallica che delimita il campo di gioco e poco dopo la scavalcava
entrando addirittura nel rettangolo del campo di calcio, per cui il predetto tifoso, a seguito di questa condotta, che ha rappresentato un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, causando un iniziale allarme nei giocatori, alla terna arbitrale e agli addetti al servizio d'ordine, con possibile incitamento da parte di altri sostenitori della squadra del Licata, oltre ad avere messo concretamente in pericolo la sua integrità fisica per l'imprudente azione compiuta, veniva segnalato dal personale del locale commissariato e dalla quale è scaturito la sopra indicata misura di prevenzione con l'emissione del provvedimento d'ASPO. Al citato sostenitore della squadra del Licata, peraltro recidivo perché già deferito per ben 2 volte all'autorità giudiziaria e per medesimi fatti sottoposto ad analoghi provvedimenti, è stato intimato il divieto per anni 8 di accedere su tutto il territorio nazionale ai luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, UEFA, Lega Professionisti Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti. Inoltre l'autorità giudiziaria ha convalidato il DASPO emesso dal questore Rosa Maria Raci anche in ordine alle prescrizioni contenute nel provvedimento in questione. Pertanto il sottoposto fermato avrà l'obbligo, nel periodo di vigenza della misura, di recarsi presso il commissariato di pubblica sicurezza di Licata durante lo svolgimento delle partite calcistiche della squadra del Licata Calcio, sia quelle in casa che quelle fuori casa. E passiamo ora alla minore serie, l'Eccellenza, Girone A, che vedrà impegnato la squadra di Deni contro il Castellammare del Golfo, in casa ad Agrigento alle 15:30, alla 10ª di andata, dopo la vittoria avuta in Coppa Italia contro il Resultana San Lorenzo per 3-0, mentre l'altra squadra, il Pro Favara, se la vedrà contro l'Unitas Sciacca fuori casa. Il servizio e le interviste. È tutto pronto per la 10ª giornata di campionato di eccellenza e ci riferiamo a determinati match i cui risultati potrebbero incidere notevolmente sulla prossima classifica generale. L'Agragas, dopo il passaggio di Coppa ai danni del Resultano San Lorenzo, domenica pomeriggio alle 14:45 affronta all'Esseneto il Castellammare del tecnico Giuseppe Mione. Una gara che si prospetta intensa e da non prendere sotto gamba perché la compagine trapanese non solo è molto combattiva ma è anche veloce in contropiede. Attualmente si ritrova al 10° posto con 10 punti, ben lontana dalle zone nobili della classifica, ma rimane pur sempre una squadra imprevedibile che quando riesce a trovare la giornata giusta ottiene risultati eclatanti. Basti pensare che le 3 vittorie sinora ottenute sono state conseguite contro avversari di primo piano. Fuori casa ha vinto per 3-1 con il Resultana San Lorenzo, poi ha inflitto un 6-2 alla Leonfortese e un 2-1 all'Oratorio Marineo, mentre l'unico 0-0 è stato con la Nissa. Si prospetta dunque una giornata elettrizzante, anche se le contemporanee sfide tra Mazzara Don Carlo Misilmeri, Nissa Enna e Unitas Sciacca Pro Favara fanno presagire che possa essere una domenica campale che potrebbe consacrare l'Agragas sempre più capolista con margini di classifica sempre più ampi. Attualmente la squadra ospite ha collezionato 5 sconfitte, 3 vittorie ed un pari. Il miglior marcatore è maltese con 5 reti, mentre ha subito 20 gol e segnate 14 reti. Agragas Castellammare è stata assegnata a Giuseppe Asaro di Marsala, il quale verrà assistito da Sebastiano Antonio Grasso di Acireale e Alessandro Cutrufo di Catania. Santiago Pavisic, domani all'Esseneto arriva il Castellammare che lotta per la salvezza. Che partita ti aspetti? Ci aspettiamo una partita come tutte le altre, noi sappiamo che siamo l'Agragas e dobbiamo giocare tutte le partite come se fosse una finale. Aspettiamo una partita combattuta e noi siamo qui per questo, per combattere e fare una bella prestazione domani. Come ci arrivate alla sfida contro il Castellammare? No, siamo tutti bene, ci siamo lavorati bene, abbiamo fatto il riposo che dovevamo fare e dopo continuare a lavorare, quindi stiamo bene.
Per te è un momento importante, 8 gol in 9 partite, te l'aspettavi un inizio così importante? In realtà è tutto grazie alla squadra, uno sempre si mette in campo per dare il meglio e adesso la squadra mi ha aiutato a fare questa partenza di campionato. Speriamo continuare così e poter aiutare con i gol alla squadra a prendere l'obiettivo. Come si sta in testa al campionato? Si sta bene, ma dobbiamo sapere che dobbiamo continuare così, concentrati e non mollare mai. E sempre sulle tematiche sportive sentiamo ora l'ingegner Santino Lopresti, presidente dell'EI Sport, il calcio virtuale, valori che da sempre vengono veicolati dalla Lega Nazionale Dilettanti e che permette la partecipazione anche a chi problematiche legate alla disabilità e che sta vedendo il gradimento di tanti che vi partecipano. Ecco, parliamo un po' di questa nuova iniziativa di cui lei la presiede. Sì, anche quest'anno, così come gli anni passati, seppur un po' in ritardo, con la fine di novembre partiranno i campionati sport della Lega Nazionale Dilettanti. L'anno scorso avevamo 48 società, ad oggi, ma mancano ancora 15 giorni al termine dell'iscrizione, siamo già a 34. In particolare questo è il campionato riguardante le squadre di Serie D e quindi ogni società di Serie D può, affiliarsi a un campionato di sport. Il nostro campionato, quello della Lega Nazionale Dilettanti, è un campionato importante perché mantiene il format 11-11, quindi 11 calciatori sparsi in tutta Italia o se volete anche nel mondo contro un'altra squadra di 11 calciatori, sempre virtualmente e quindi sono collegati tra di loro. Questo è estremamente importante perché vi sono una serie di tecniche, di strategie, di modo di allenarsi, perché il fatto di non essere in presenza ma di essere lontano, a maggior ragione tutte le strategie, le tecniche per poter vincere una partita sono diverse da quelle che avviene nel campo reale. Abbiamo altri vantaggi con gli sport, ad esempio quello di poter mettere assieme squadre miste, quindi maschili e femminili, che nel calcio reale non può avvenire. Ad esempio possono partecipare a questi ragazzi che hanno una disabilità, che hanno difficoltà a deambulare. Nel calcio reale questo non può avvenire, ecco, quindi si mette assieme tutta una serie di fatti positivi per cui anche questo sport riesce ad avere ormai circa 6.000 tesserati l'anno, perché oltre ai campionati della LND, quindi della Serie D, abbiamo i campionati di eccellenza che sono campionati regionali e campionati femminili, e poi vi è la cosiddetta Coppa Italia che coinvolge invece tutti, coinvolge dalle squadre di Serie A, squadre di Serie B, squadre di Serie C e poi a tutte le squadre della LND, come una E-Cup in stile quella che avviene in Inghilterra. Questo quindi ci gratifica, è un lavoro importante che dura da novembre fino a giugno, scadrà a giugno dell'anno prossimo, i campionati termineranno a giugno dell'anno prossimo e, come vi dicevo, abbiamo un coinvolgimento di circa 6.000 player. Quindi il gradimento è stato notevole? Sì, questo addirittura sono campionati che si svilupperanno di anno in anno, perché noi abbiamo avuto 12 squadre il primo anno, ne abbiamo avuto 24 il secondo, oggi l'anno scorso eravamo a 48, quest'anno speriamo di arrivare a 64 società, quindi questo vuol dire che c'è una richiesta notevole e che quindi un coinvolgimento notevole. E sempre notizie sportive, dopo il calcio c'è il basket con la Fortitudo che vedrà disputare la partita fuori casa contro il Cantù. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo.